solito dietro le 4 Serie A maschili venete c'è il Vergati Sarmeola, la società alle porte di Padova condotta da Leandro Falcini, che in 5 anni è passata dalla Serie C alla B1. A Sarmeola si vive un momento d'oro con il fresco ricordo della promozione. Ma ricordo l'entusiasmo, la festa, l'allegria che continua ad esserci lo stesso. Mi porto dietro questo e diciamo cerchiamo di continuare a portarcela dietro per un bel po' di tempo. Vincendo sicuramente rimane l'allegria. Ad accompagnare l'ascesa della squadra di Sarmeola fino all'attuale B1 ha recitato un ruolo determinante la famiglia Vergati con la propria azienda. È stata una bella avventura, partendo da una squadra praticamente parrocchiale, adesso ci troviamo in una B1 come seconda squadra padovana e quinta nel Veneto, quindi è una grossissima soddisfazione come primo sponsor la nostra azienda Vergati, che anche in questi anni senz'altro oltre al nome dell'azienda per il prodotto che fornisce ascensori e montacarichi, senz'altro nel Padovano è conosciuto anche per essere una squadra vincente di pallavolo. Ed anche l'inizio di stagione in B1 è stato positivo. Il Vergati ha conquistato 10 punti in 6 incontri ed ha perso una sola partita in casa. Ma in questo inizio di stagione abbiamo perso solo una partita in casa ed è stato un inizio sicuramente positivo. Diciamo che speriamo di far affezionare sempre di più il nostro pubblico, perché è bello che questa palestra si riempia e ci dia anche quell'arma in più nei confronti anche di squadre magari più attrezzate di noi. La prima parte di stagione è stata perciò positiva e questo è un buon segno, perché un campionato rinnovato ed ampliato geograficamente qual è la B1 maschile costituiva un grosso punto di domanda per tutti. Dal punto di vista logistico, siccome appunto le squadre sono di più e anche più lontane, è diventato più oneroso per le società, quindi è abbastanza complicato allestire una squadra competitiva e forse è stato fatto anche appunto per, adesso dico tra virgolette, eliminare chi non può permetterselo di fare un campionato del genere. In teoria dovrebbe crescere di livello, non so se le squadre che abbiamo incontrato sono di prima, seconda o terza fascia, l'importante è che noi stiamo andando abbastanza bene. A guidare ancora questa formazione, dicevamo, c'è Leandro Falcini, tecnico che ben conosce i campionati nazionali. Il tecnico è un romagnolo puro sangue, quindi è molto emotivo, però è veramente preparato e devo dargli atto che in molte occasioni ci ha veramente tolto le castagne dal fuoco. L'obiettivo, quest'anno, al Vergati, è la salvezza, anche se a Sarmeola ultimamente si festeggiano più promozioni che salvezze. Io alleno per ottenere il massimo sempre da me stesso e dalle mie squadre, dopodiché è la società che deve fare i propri conti e seguirmi o meno se dovesse essere, ma adesso rimaniamo ben con i piedi per terra, la B1 difficilissima, lunghissima, il nostro obiettivo è la salvezza a breve termine, il più presto possibile e sarebbe vincere il campionato, dopodiché il prosieguo a maggio ci penseremo. Ma il passaggio dalla B2 alla B1 ha cambiato qualcosa in termini di allenamenti e lavoro settimanale al Vergati? Allora, intanto il Vergati si allena come l'anno scorso, fai 3 allenamenti tecnici lunedì, mercoledì e giovedì e il martedì di pesi, stesso lavoro della Serie B. Sono questi squadroni che fanno anche 8 allenamenti alla settimana, perché sono professionisti in questo senso, possono farlo. Noi ci alleniamo allo stesso modo, abbiamo aumentato mezz'ora i tempi di allenamento, finiamo alle 11:15 e cominciamo alle 8:30 circa. L'intensità è la stessa perché io alleno allo stesso modo come se allenassi in prima divisione, alleno in B1, l'ho già fatta, l'ho già vinta e il ritmo è quello. Io sono convinto che 3 allenamenti fatti con la giusta intensità possono equivalere a 5 allenamenti con molte pause o con intensità inferiore. Salvezza innanzitutto e poi si vedrà, anche perché salire ancora di categoria dalla B1 può diventare molto impegnativo. Può essere abbastanza pericoloso, anche se mio padre dice sempre che la Vergati è sempre nata vincente un po' in tutti i settori.